In genere i semifreddi possono essere mangiati sia in inverno che in estate. È un buonissimo dolce, soffice, nello stesso tempo semifreddo, lo dice stessa la parola, perché non accumula tanto ghiaccio al suo interno dovuto alla grossa quantità di grassi e di zuccheri. Vai con la sigla! Salve a tutti amici, benvenuti in questo nuovo tutorial di pasticceria. Nel mio angolo di pasticceria sapete bene che potete trovare sia ricette di dolci, sia ricette di rosticceria napoletana. Oggi è la volta del semifreddo. Questo semifreddo spettacolare, in questo video vedete 3 cose fondamentali della pasticceria generale, la base della pasticceria. Pastorizzare le uova per ottenere la pâté à bombe, base di semifreddo per realizzare questi tipi di semifreddi o anche altri tipi di semifreddi. Seconda base, andiamo a vedere come realizzare le mandorle pralinate o sabbiate, a Napoli diciamo il mandorle interrate, per fare l'esterno, per realizzare l'esterno di questo bellissimo tronchetto. E la terza base della pasticceria è come realizzare, già abbiamo visto in altri video come il torrone a nocciola, realizzeremo la pasta di nocciola, noi, la purea di nocciola, direttamente dalle semplicissime nocciole tostate. Adesso andiamo a vedere questa bellissima lavorazione. Allora, la dose per questo tronchetto è da circa 1 kg totale, 1 kg 200 kg. Abbiamo per la base semifreddo, pâté à bombo, come la vogliamo chiamare, 80 g di tuorlo d'uovo, circa 4 ne saranno, 160 g di zucchero semolato, 40 g di acqua fresca e portiamo il tutto a 121 gradi. Se non abbiamo un termometro, 2-3 minuti dopo il bollore e lo togliamo dal fuoco. 500 ml di panna da montare, 150 g di purea o pasta di nocciole tostate, aroma vaniglia un pizzico o una fialetta di vaniglia liquida. Per le mandorle pralinate abbiamo 150 g di mandorle in grana grossa, 150 g di zucchero semolato e 50 ml di acqua fresca. I biscotti al cioccolato tritati grossolanamente per il fondo del tronchetto, 150 g di crema spalmabile alle nocciole tipo Nutella e uno stampo da plum cake da 25 cm e 10 di larghezza. Per la decorazione esterna è molto facoltativa, io ho messo dei pezzetti di cioccolato bianco e fondente. La prima cosa da fare è fare la purea di nocciola, oppure lo potete anche comprare in un mixer. Vedete, vado a tritare le nocciole, vedete che man mano, già abbiamo fatto vedere in altri miei video come il torrone alle nocciole e al cioccolato, vedete che le nocciole man mano si iniziano a tritare e diventano a purea. Vedete che spettacolo. Vi ripeto, la potete anche comprare bella e fatta la pasta di nocciole e ve la fanno pagare ovviamente cara e amara. Io ho preso direttamente 150 g di nocciole e le ho tritate direttamente in un mixer. Il mixer deve essere buono ovviamente, altrimenti non avete questo risultato. Fatta la pasta di nocciole, iniziamo con una base semifreddo. Mettiamo l'acqua a fiamma spenta e lo zucchero. La portiamo a 121 gradi, giro stesso con il termometro. Adesso a questo punto metto la fiamma vivace, media, non troppo esageratamente potente la fiamma, altrimenti si inizia a bruciacchiare. Nel frattempo portiamo a 121 gradi l'acqua e lo zucchero, iniziamo a battere un po' le uova, a togliere diciamo quella loro sagoma iniziale. Vedete lo zucchero quanto è cotto, le uova già iniziano a salire un poco di volume. Vado a inserire a filo lo zucchero portato a 121 gradi, vedete, a filo. In questo modo vediamo che le uova iniziano a salire ancora di più di volume. Io ho usato un mixer o frullatore
a mano, piccolo, perché le quantità sono molto piccole, quindi la mia planetaria è troppo grande e non riusciva a montare bene il tutto. Vedete, la miscela inizia a diventare anche un po' più biancastra, le uova sono, ovviamente essendo un composto caldo, inizia a restringersi e diventa ancora più solido. Vado a foderare uno stampo da plum cake classico, vi ho dato le misure in descrizione della ricetta, vado a foderare con pellicola trasparente, vedete, in modo tale la faccio aderire allo stampo in 2 riprese, vedete, 1 e 2, perché dobbiamo considerare che poi quando mettiamo il composto all'interno inizia a scendere, quindi possiamo rimanere con le pareti sguarnite dalla pellicola, quindi faccio doppia fodera sia sulla sinistra che sulla destra, quindi sono sicuro che lo stampo viene foderato bene. Faccio questo sistema al fine di non far attaccare il composto del semifreddo troppo esageratamente allo stampo del plum cake, che possiamo avere delle imperfezioni, mentre così quando lo andiamo a sformare viene perfetto e sistemato. Adesso abbiamo montata la panna non esageratamente montata, è una panna semi montata, deve essere ancora lucida, altrimenti abbiamo difficoltà nella miscelazione dei 2 corpi. Vedete, la panna è semi montata, si chiama in questo modo. Non vi faccio vedere la panna quando la montiamo, se no altrimenti andiamo proprio nei dettagli e non la finiamo più. Mettiamo tutto il composto in un recipiente più grande della pâté à bombe, della base semifreddo ai tuorli. Mettiamo in questo recipiente più grande in modo tale da miscelare il tutto per bene e iniziamo a mettere una parte, vedete, 1/3 più o meno della panna montata, e possiamo girare con un frustino, vedete, con calma, sempre dall'alto verso il basso, ma all'inizio. Questo è un corpo che difficilmente tende a diciamo collassare, perché i tuorli, essendo pastorizzati con le uova e lo zucchero cotto, difficilmente collassa, perché tende a restringersi anziché diventare molle. Andiamo a inserire la restante panna, vedete la panna non è tanto dura, è abbastanza morbida per associarsi ovviamente a questo composto, e andiamo a continuare a amalgamare il tutto, vedete, ad amalgamare il tutto, vedete il composto è morbido, soffice, ma non è collassato, liquido. Vedete che man mano poi con il tempo che passa questo composto diventerà abbastanza asciutto, soffice ma asciutto. Fatto ciò, vedete, il composto si è amalgamato per bene. Possiamo già vedete come risulta, guardate che spettacolo. Quando ottenete questo risultato, ovviamente siamo sicuri della realizzazione del dolce 100%. Adesso andiamo a inserire la vaniglia. Io ho inserita liquida per togliere quel sentore anche di uova, ovviamente, e poi andiamo a inserire la purea di nocciole o pasta di nocciole. Ecco, fatto ciò, inserito la vaniglia, andiamo a inserire tutta la pasta di nocciole da noi ottenuta, prima in 2 tranche, vedo prima se effettivamente ci vuole tutta o no, poi in secondo momento inserisco il tutto. Andiamo a inserire la pasta di nocciole, vedete, ecco, in questo modo. Associato il tutto, ecco, andiamo a mettere il restante, poi dopo lo vado a mettere con una spatola, vado a concludere tutta la pasta di nocciole anche intorno al bicchiere, ovviamente, e voilà. Fatto ciò, andiamo a inserire anche la crema spalmabile alle nocciole in un sacco a poche per metterla poi
all'interno, al centro. Adesso vado a mettere il semifreddo, vedete, vado a riempire mezzo stampo con il semifreddo, con un sacco a poche, e centralmente metto una bella dose di crema spalmabile alle nocciole, Nutella ovviamente sarebbe, vedete, al centro, in modo tale che quando tagliamo la fetta abbiamo centralmente lo strato di crema spalmabile alle nocciole, che è una bontà unica. Vedete, faccio vedere come risulta. All'inizio facciamo il primo strato con il sacco a poche, poi concluso il restante nel sacco a poche vado a mettere anche, si può mettere anche direttamente con il cartoncino, andiamo a riempire, rimaniamo una piccolissima parte per la decorazione di semifreddo, lo rimaniamo nella pentola e vado a livellare il tutto con la spatola in modo tale da avere un letto omogeneo del semifreddo, e andiamo a tritare i miei biscotti. Ho la rimanenza dei biscotti a cioccolato e nocciole casualmente, e vado a tritarli grossolanamente, ecco qua, in questo modo, in modo da avere la croccantezza sul fondo e il sapore di pasta frolla, che sappiamo che è buonissima. Ecco qua, vado ad ammassare il prodotto di pasta frolla all'interno del semifreddo. Se non lo facciamo rimane solo esternamente, e quando poi lo gireremo cadrà tutto. Invece vado a livellare un po' con le mani in modo tale che il semifreddo assorbe la pasta frolla, questi granuli di pasta frolla, vedete, e voilà, il gioco è fatto. E lo mettiamo per almeno 4-5 ore in freezer. Io preferisco sempre farla la sera per la mattina, è l'ideale. E prendiamo le mandorle, vedete, tritate grossolanamente, diciamo che sono quasi mandorle spezzate in 2, massimo 3 parti, vedete. Lo possiamo fare anche in un mixer o le compriamo belle fatte. Mettiamo sul fuoco l'acqua, lo zucchero e le mandorle, andiamo a mettere a fiamma moderata e vediamo che man mano, dopo circa 5-7 minuti, il composto inizia a bollire, e facciamo fare la cottura a bollire finché non si asciuga tutto lo zucchero. Vedete, inizia il bollore, quello forte, e inizialmente inizia il bollore, poi dopo si iniziano a insabbiare le mandorle, vedete, guardate che spettacolo, vedete, poi man mano addirittura lo zucchero si asciuga e rimane tutto attaccato alle mandorle, e inizia poi la caramellizzazione. Sempre dobbiamo stare sempre attenti, perché qui inizia la doratura delle mandorle a nostro piacimento. Non le facciamo bruciare troppo, altrimenti diventano amare. Possiamo lasciare anche così, vedete, con le mani si possono anche prendere. Io preferisco farle fare un po' più marroncine, vedete? Man mano inizia la caramellizzazione dello zucchero che si trova intorno alle mandorle insabbiato. Ecco qua, a questo punto io a questo colore mi fermo, perché poi diventano troppo cotte. Questa doratura ideale, mi fermo e metto il tutto su un piatto. Vedete, le mandorle si separano, perché la cottura che abbiamo fatto è una cottura per le mandorle insabbiate. Vedete che spettacolo. E andiamo a coprire il nostro dolce dopo almeno, vi dicevo, dopo almeno 4-5 ore di tempo di congelazione. Io la faccio la sera prima per il giorno dopo. Andiamo a sformare il dolce, guardate, su un piatto provvisorio. Che spettacolo. Sarà il piatto che useremo per diciamo, mettere la granella intorno al dolce. Guardate che spettacolo. Lo vado a togliere, la vado, diciamo, a liberare della pellicola, e inizio a mettere le mandorle pralinate intorno, in questo modo. Vi ripeto, questo è il piatto primario, poi dopo verrà passato nel piatto definitivo. Man mano che mettiamo la granella andiamo anche a modellare, diciamo, la superficie del dolce, rendendolo quanto più, diciamo, omogeneo è possibile, perché nonostante siano passate tante ore di congelazione, questo prodotto rimane sempre malleabile. Quando lo andiamo a tagliare è un prodotto che non è che si indurisce
molto proprio per la quantità di zuccheri grassi e per l'alveolatura, diciamo, del montaggio dei tuorli e anche della panna, l'area che è incamerato. Andiamo a cambiare piatto, prendiamo il piatto definitivo e andiamo a modellare con le mani, guardate, vedete, andiamo a spingere le mandorle sul semifreddo e andiamo a comporre il dolce sempre più omogeneo e diciamo sistemato. Vado a mettere anche lateralmente, vado a livellare con un cartoncino o spatola quello che avete, perché le mandorle ovviamente scappano da tutte le parti. Ecco, in questo modo, sempre a composto, vi ripeto, sempre ben freddo. Vedete come si presenta il composto? Questo è da frigorifero, guardate, già è sempre bello duro, non è che si è andato ad ammollare. Vado a fare un sacchetto di carta da forno per fare una piccola decorazione a piacere, ovviamente, come vi ripeto. Faccio un taglio del semifreddo che vi ripeto che è rimasto, abbiamo lasciato inizialmente. Vado a fare giusto 2 decorazioni esterne, laterali e poi anche in superficie. Vi ripeto, la decorazione è molto facoltativa, potete usare anche direttamente tutti i semifreddo solo per il dolce e lo rimanete con le mandorle normali pralinate esternamente. Io vado a fare questi spuntoni, mi è venuta così questa decorazione, con dei pezzi di cioccolato bianco che avevo, che mi sono rimasti. Vado a mettere dei pezzi di cioccolato bianco in superficie al dolce, vedete, e poi dopo, sempre non mi manca mai il cioccolato fondente, vado a fare un sacchetto di carta da forno, vado a fare questi piccoli riccioletti di cioccolato fondente e la mia firma, ovviamente, come sempre uso fare nei miei ultimi video, su un pezzo di cioccolato bianco vado a fare la mia firma, le mie iniziali SE. Ovviamente. A dopo ragazzi, ci vediamo per l'assaggio. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, lasciate un bellissimo like, seguitemi sempre sui social Facebook e Instagram, commentate il mio video qui sotto che io come sempre vi risponderò a tutti. Mi raccomando, ho aperto una campagna di donazione, se volete fare una donazione al fine di migliorare il mio canale con una vostra piccola donazione in cui noi riceveremo questa cifra al fine di migliorare il canale. Compreremo attrezzature, faremo diventare questo canale più grande al fine di creare, speriamo, un canale ancora più competente e interessante. Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta, un bacio a tutti, alla prossima!